Inizia un cammino di comunione per la parrocchia di Bacezza e quella di Sant'Andrea di Rovereto, che ha accolto il nuovo parroco Don Giacomo Canepa. Dal vescovo un forte invito all'unità. Una nuova pagina di storia per la parrocchia di San Pietro di Rovereto a Zoagli. Con l'arrivo del nuovo parroco Don Fabio Mazzino si cementa il legame di comunione con la comunità di San Martino. 3 giornate per riflettere sulla spiritualità del prete e vivere in fraternità. Si è concluso il ritiro dei sacerdoti diocesani a Varigotti, avviata la stesura di una carta di comunione di intenti. 30ª giornata del dialogo cristiano-ebraico. Il cammino iniziato con il Concilio Vaticano II prosegue in un clima di rispetto reciproco. Sabato a Lavagna, conferenza spettacolo sul libro di Ester. Un momento di ascolto, uno di festa ed uno di preghiera. Iniziano in diocesi gli appuntamenti del mese della pace organizzati dall'Azione Cattolica. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Dedichiamo la prima metà della nostra puntata di questa settimana a 2 comunità parrocchiali del nostro territorio, quella di Sant'Andrea di Rovereto e quella di San Pietro di Rovereto, che nei giorni scorsi hanno accolto il nuovo parroco. A Sant'Andrea di Rovereto il nuovo parroco è Don Giacomo Canepa, che mantiene anche l'incarico di guida della comunità parrocchiale di Bacezza e diventa anche rettore del Santuario delle Grazie. A San Pietro di Rovereto, parrocchia che dista poche centinaia di metri in linea d'aria da quella di Sant'Andrea di Rovereto, ma che si trova nel territorio comunale di Zoagli, il nuovo parroco è Don Fabio Mazzino, che guida già da qualche tempo la comunità parrocchiale di San Martino a Zoagli. In entrambi i casi, accompagnando i sacerdoti all'inizio del loro nuovo incarico, il vescovo diocesano ha chiesto ai fedeli di cementare il rapporto di comunione con le altre parrocchie con cui condivideranno il parroco. Ma su tutto questo sentiamo le interviste che abbiamo realizzato in occasione degli ingressi. Condivisione e comunione sono le parole su cui è iniziata la storia delle 2 parrocchie di Bacezza e Sant'Andrea di Rovereto, che ora hanno in comune il parroco Don Giacomo Canepa. Il sacerdote, che ha assunto anche l'incarico di rettore del Santuario delle Grazie, ha fatto il suo ingresso nella comunità di Sant'Andrea accompagnato dai fedeli di Bacezza, segno esplicito del desiderio di iniziare un cammino comune. La chiesa era fatta dei parrocchiani di Sant'Andrea di Rovereto, ovviamente per la maggior parte, però c'era anche una rappresentanza della comunità di Bacezza e mi pare che esprimesse molto plasticamente quello che sarà un po' il futuro anche. Come ha detto il vescovo, non è solo il parroco che assume 2 parrocchie, ma sono 2 comunità che si incontrano, camminano insieme, si conoscono, perché oggi forse non ci conosciamo ancora così bene, quindi sarà un cammino di sostegno al parroco che inizia il suo percorso sostenuto dalle sue comunità. Se dovesse descrivere Don Giacomo per chi non lo conoscesse qui a Sant'Andrea? Ma io credo che farà, come ha detto bene il vescovo, testimoniare Cristo e porterà il Vangelo nella comunità innanzitutto. Don Giacomo è molto attento a questo, alla parola, al fare comunità sempre intorno alla parola del Vangelo, che mette sempre al centro della sua azione pastorale anche. E credo che richiamerà un po' anche la comunità di Rovereto, come ha fatto con quella di Bacezza, a questa attenzione, a questa vita secondo il Vangelo. E poi porterà un po' il suo stile, la sua attenzione ai giovani, la sua creatività, insomma tutto quello che lo contraddistingue. E da parte vostra quindi c'è un desiderio di iniziare questo cammino nuovo con la comunità di Rovereto? Come vi sentite oggi? Ma sì, c'è la curiosità appunto di conoscere persone che magari, essendo vicini qui a Chiavari, conosci di vista, però con cui non hai condiviso molto fino ad oggi. Riconosciamo di avere una grazia particolare, ovvero quella di non perdere un parroco, ma di condividerlo, come ha detto il vescovo. E quindi c'è sicuramente la curiosità di questo, la voglia di fare questo, e il fatto che oggi fossimo tanti qui a Sant'Andrea di Rovereto, mi pare, lo testimoni. Il vescovo lo ha chiesto esplicitamente nell'omelia. Le 2 comunità sono chiamate ad un rapporto di comunione, ad aiutarsi, a sostenersi reciprocamente, vivendo l'unità. Il parroco lo ha richiamato nel saluto finale. Gesù non ha creato i confini, ha detto, ma ha creato la terra, i rapporti e la loro bellezza. Senza contare, ha aggiunto, che il quadretto della Madonna dell'Ulivo, tanto caro agli abitanti di Bacezza, è stato trovato da un tessitore di Sant'Andrea. Un'accoglienza sentita, calorosa e anche con un po' di entusiasmo, devo dire.
E questa idea di collaborare anche tra le due comunità, che sono anche diciamo, molto vicine, è stato sottolineato più volte durante la messa. Questo che desideri forma nei vostri cuori? È un sentimento profondo e è stato molto bello che Don Giacomo lo abbia sottolineato durante le parole che sono state davvero emozionanti e ci richiamano un po' tutti a questo forse desiderio che tutti un po' abbiamo di maggiore apertura verso gli altri, collaborazione e comunità. È proprio anche un sentimento che parte da un bisogno e quindi diventa anche un desiderio e un auspicio per le nostre comunità. Di che cosa ha bisogno secondo lei la comunità di Sant'Andrea di Rovereto? Intanto di continuare, devo dire, in questo cammino che anche con Don Stefano abbiamo iniziato, diciamo, compiuto in questi anni, che è stato quello anche un po' di ritrovarci tra famiglie, magari partendo un po' dalle cose semplici come far stare insieme i nostri bambini, i nostri ragazzi e quindi appunto ritrovarci tra genitori, ritrovarci in modo anche un po' intergenerazionale, no? Tra i giovani e gli anziani del posto e quindi pensiamo di continuare così e sono certa che con Don Giacomo questo sarà un ulteriore cammino, ecco, fatto insieme. Che pensiero va anche a Don Stefano Mazzini? Ma di profonda gratitudine, di affetto, ma poi di continuità, insomma, siamo comunque sempre nella stessa comunità, non ci perdiamo, anzi penso che poi da più parti insieme contribuiremo a fare ancora più bella e più grande la nostra comunità. Con quali sentimenti accogliete oggi il nuovo parroco? I sentimenti sono di felicità verso Don Giacomo che ovviamente lo accogliamo diciamo con entusiasmo e dall'altra parte abbiamo un po' di rammarico per Don Stefano che pensando a tutti i bei momenti e le belle iniziative create insieme, però diciamo che confidiamo che rimanga sempre un minimo legato a noi e sa che tutte le volte che vuol venire su sarà sempre uno di noi, ecco. Si parlava oggi di condivisione, voi qui l'avete già fatto in questi anni a livello sportivo, ce ne vuol parlare? Sì, proprio con Don Stefano abbiamo, tra le varie iniziative che abbiamo fatto, abbiamo iniziato tutto con un torneo di calcio che era il torneo Polverone e da lì poi è nata una sorta di piccola squadra di calcio che grazie al CSI ci ha permesso di partecipare sia alla Junior Team Cup con i ragazzini che anche altre iniziative sempre del CSI come i giochi del comitato che vedono anche diciamo, coinvolti i più grandi, diciamo. Quindi mentre CSI coinvolge più i ragazzini piccoli il comitato coinvolge anche più le persone più grandi in gare di bocce e cose varie. Che vede insieme già Sant'Andrea e San Pietro? In quel caso lì sì, ci siamo uniti con gli amici di San Pietro e abbiamo creato esatto queste, adesso attualmente ci sono due squadrette, una dei piccolini delle elementari, una dei ragazzi delle medie che vedono insieme si uniti sia ragazzi di Sant'Andrea e San Pietro più amichetti che vengono anche da fuori. Ecco. E Giacomo ne sarà il presidente? Sì. Avete già parlato? Dovremmo fare il passaggio di consegna da un presidente all'altro con tanto di gagliardiette e magliette, diciamo. Avete già parlato con Giacomo di questo? Questo no, non so se lo sa, quindi sarà una bella che non lo scopre in televisione prima. Di sì, invece. Non so se Don Stefano gliel'ha detto, io personalmente ancora non gliel'ho detto. In quale modo contribuirai a rendere concreta una parola che è stata usata molto in questa celebrazione, quella di condivisione, non solo del parroco ma anche delle comunità che impareranno a camminare insieme? Tanti progetti o schemi ora in testa non ce l'ho, se non quello di cominciare intanto a conoscersi, no? Io quando ho detto ai parrocchiani di Bacezza che oggi facevo l'ingresso, gli avevo detto che se fossero venuti non solo per me ma per cominciare a conoscersi, ho usato anche un termine un po' ad annusarsi, così a frequentarsi come persone. Io penso che poi alcune cose
le scambieremo da giù a su, qualcuna da su a giù, ecco, però come diceva il Vescovo, ognuna ha la propria ricchezza e va condivisa, allargata, conosciuta. Io parto al momento sulla conoscenza, su renderci conto e conoscere le ricchezze di entrambe le comunità. Inizierei con la presenza, è un'altra delle parole utilizzate durante la messa, la presenza del pastore come testimone. Sì, assolutamente sì, la presenza soprattutto nelle vie ordinarie, nelle vie semplici, no? A partire dall'Eucaristia, a partire dalla preghiera nel cuore. Non è che uno non ha le persone delle altre parrocchie, no? Quando un prete si rivolge a Gesù, però ora ci saranno i volti che incontrerò man mano che la vita, no, ci fa incontrare, anche quelli di Sant'Andrea, la comunità piccola ma importante delle Grazie, ecco, con riferimento a Maria, continuando poi anche la vita di Bacezza, ecco, delle Saline con l'oratorio, ecco, penso che così la presenza parte dalla vita, dal vivere, ecco. Nella festa del battesimo del Signore, la comunità di San Pietro di Rovereto a Gioaglia ha accolto il nuovo parroco, Don Fabio Mazzino. Il sacerdote, già parroco di San Martino, è stato accompagnato dai fedeli della sua comunità e da quelli che ha guidato nelle parrocchie precedenti, a Santa Giulia e Cavi di Lavagna. Per San Pietro, 250 abitanti, una chiesa gremita ed una messa gioiosa animata dal coro. Per Don Fabio, la commozione di una pagina nuova di storia da scrivere. Non direi tanto un impegno, direi piuttosto un rispondere ad una chiamata con tanta gratitudine. Io so bene che quando uno ha il cuore pieno di gratitudine poi è introdotto alla gioia, che è quella cosa che mi interessa di più. La gioia non è mancata oggi nell'accoglierla, per questi parrocchiani è un segno della cura della paternità del Vescovo, il fatto che è andato via Don Stefano sia arrivato subito lei. Sì, ho sentito sia da parte di chi mi ha accompagnato, siamo saliti a piedi in tantissimi, sembrava la marcia su San Pietro, così come anche la bellezza del sentirsi accolti così, un segno di benedizione sia da parte di Monsignor Tenasini, il nostro Vescovo, ma anche di Don Stefano, che è un amico che sento che mi mancherà, ma comunque cercheremo in tutti i modi di portare avanti la nostra fraternità. Lei con quali sentimenti oggi assume questo incarico? Come dicevo poc'anzi, anzitutto la gratitudine e poi la memoria cara delle persone che mi sono accanto in tutti i modi, sia fisicamente che non. Il Vescovo ha detto tante cose belle su di lei, ha detto anche che è molto esigente. Che cosa vuol dire? Bisognerà chiederlo al Vescovo. Ha aggiunto un'altra parola che mi è cara, ha detto che c'è una necessità di essere limpidi, forse era quello. Perché secondo me le cose che ascoltiamo, se non le viviamo, non sono vere, non sono buone, non sono costruttive, e allora a quel punto lì sarebbe meglio tacere. E penso che sì, forse una mia caratteristica è il desiderio di far coincidere le cose che si dicono, le cose che si pensano con quello che si incomincia a fare ogni giorno, giorno per giorno. Qui questa frazione è caratterizzata da una grande incidenza di popolazione anziana, ci dicevano non ci sono bambini, siamo tanti anziani, come si porta allora una ventata di speranza qui? Non so, io proverò a conoscere ciascuno senza chiedere la carta d'identità, cercherò di mettermi accanto e di aprire il cuore aperto, e di guardarci negli occhi e di camminare, di esplorare senza mai fermarci. No, l'età comunque non è importante, non la sento almeno importante.
Il vescovo ha descritto il nuovo parroco come un uomo innamorato del Signore, esigente nel chiedere una fede limpida, creativo nella pastorale. I fedeli di San Pietro in parte lo conoscevano già, perché in questi anni è iniziato in maniera embrionale un cammino di comunione con le altre comunità parrocchiali della zona di Zoagli. È brioso, forse più di Don Stefano, che era carinissimo, ma era molto più riservato. Questo qui vedo che anche quei ragazzi ci sa fare. Vediamo. San Pietro. Abbiamo pochi bambini, l'unica cosa è quella. Avessimo più bambini come possono essere a Zoagli, come possono essere a Sant'Andrea, sarebbe più bello. Pazienza. È una frazione che conta quanti abitanti, grosso modo? È sui 250, 260. Però quest'anno avete avuto 2 nascite. 2 nascite, 2 bambine. Ecco, d'estate aumentano un pochino perché ci sono delle persone che hanno la casa qua e vengono d'estate. Quindi d'estate siete un po' di più? Un pochino di più, sì. Avete una corale che comunque ha animato la liturgia veramente come nelle grandi occasioni. No, per fortuna sì, abbiamo una cantoria che è molto... vanno d'accordo tutti, fanno preparazione, vengono alla sera a prepararsi, no, per quello... Com'è la vita di comunità qui? Il catechismo, vabbè, sono pochi bambini, non c'è, però la solo la domenica e poi non ci abbiamo altro. Quindi vivete proprio in comunità con San Martino a Zoagli? Sì, abbastanza. Abbiamo una festa parrocchiale all'anno, 2, San Pietro e Paolo, e la festa della Madonna del Carmine, che coinvolge un po' tante persone di San Pietro. Circa 200-250 abitanti per questa che è una piccola comunità e che oggi ha accolto con grande gioia il nuovo parroco. Sì, assolutamente, un po' perché qualcuno di noi lo conosce già, un po' perché è preceduto dalla sua fama di persona, oltre che di parroco veramente speciale, e poi anche per dargli un buon arrivato, diciamo, in questo piccolo posto. Che storia è stata quella che avete scritto con Don Stefano e che adesso, diciamo, non possiamo dire che si sia conclusa, ma diciamo che continua con Don Fabio? Beh, Don Stefano sappiamo che aveva più incarichi di quelli che anche una persona speciale come lui poteva sostenere, e noi con rammarico abbiamo dovuto lasciarlo andare perché il vescovo chiama e qualcuno non sa dire di no, fra cui questo è lui, è una persona così, sempre disponibile. Come detto bene, mi è piaciuto la parola che ha usato Don Fabio per descrivere il suo modo di porsi. Lui è sicuramente più di quello che appare. Probabilmente qualcuno di noi lo capirà anche adesso che non c'è più. Penso proprio di sì. Adesso con Don Fabio siete chiamati ad un cammino di comunione con la parrocchia di San Martino di Zoagli, fate salve ovviamente le differenze. Come vivete questo passaggio? Ma penso bene, penso che lui sia la persona adatta per aiutarci in questo cammino di comunità con un'altra comunità, proprio per le sue doti di comunione, di aiutare la comunione fra le persone, direi proprio di sì. Dicevamo una parrocchia dove ci sono tante persone anziane, forse poche nascite, però dove non perdete la speranza, insomma. No, su quello siamo proprio delle teste dure. Non è facile, un paese piccolo con i modi di stili di vita che cambiano, la gente si muove, si sposta, però nel nostro piccolo con varie iniziative di tutti i generi cerchiamo di mantenere proprio la comunità viva, perché poi sono posti in cui si vive molto bene anche grazie ai rapporti interpersonali proprio col vicino di casa piuttosto che con quello che abita a pochi passi da te. Continuiamo in qualche modo ad occuparci di sacerdoti perché si è concluso in questi giorni il ritiro annuale del clero della nostra diocesi che si è svolto a Varigotti. 3 giorni che sono stati dedicati alla riflessione sul tema della spiritualità del presbitero. I preti della nostra diocesi sono stati aiutati in questo da un sacerdote del clero milanese. È stata ovviamente anche l'occasione per vivere momenti preziosi di fraternità. Vediamo.
3 giornate vissute nella fraternità e nella condivisione, il vescovo Alberto Tanasini e una cinquantina di sacerdoti della diocesi hanno trascorso questo tempo a Varigotti, aiutati nella riflessione da Don Franco Brovelli, sacerdote del clero milanese. Per l'aspetto formativo, il tema di approfondimento è stato legato alla vita spirituale del presbitero. Nell'evolversi, talvolta frenetico, delle giornate, la spiritualità rappresenta la base solida che sostiene l'intero servizio sacerdotale. Anzitutto mi sembra bello che l'esigenza sia forte, sia sentita, perché allora è vero, le cose si sono moltiplicate, le preoccupazioni anche, la dose degli impegni, però rimane sempre questo fondale estremamente decisivo, e di fatto mi pare che questa non è soltanto significativa come scelta, ma anche il modo con cui viene partecipata e vissuta. Questi giorni mi sembrano davvero molto belli da questo punto di vista. Questi 3 giorni c'è spazio per la formazione, c'è spazio anche per la fraternità. Come la fraternità può diventare un nutrimento e un'occasione per alimentare la propria vita spirituale? Se questo lo chiedessimo anche al Signore stesso attraverso i Vangeli, ci direbbe certamente, ecco, la fraternità è una condizione fondamentale per poter poi vivere autenticamente una esperienza spirituale. In fondo anche il tracciato dei Vangeli è il tracciato di un maestro che ha plasmato e ha voluto una fraternità vissuta. Siamo consapevoli che la nostra vita spirituale è fondamento della vita ministeriale, ha detto il vescovo a conclusione del percorso. La vita spirituale, ha proseguito Monsignor Tanasini, ci porta al Signore, respiro con Cristo che ci porta al Padre donandoci lo Spirito. Il passo finale delle 3 giornate è stata la stesura di una carta di comunione di intenti da individuare in ciascun vicariato, un punto di appoggio per la vita spirituale ed una pagina da tenere aperta una volta rientrati nelle proprie comunità. Il ritiro a Varigotti è stato un momento, come sempre, arricchente di fraternità. Tradizionalmente la settimana che va dal 18 al 25 di gennaio è dedicata alla riflessione e alla preghiera per l'unità di tutti i cristiani. L'appuntamento centrale della settimana ecumenica sarà venerdì 25 gennaio alle 21 nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari, dove si svolgerà la celebrazione ecumenica. Il titolo di quest'anno è "Cercate di essere veramente giusti", citazione da un passo del Deuteronomio. Parteciperanno i rappresentanti delle chiese delle varie confessioni cristiane e il coro ecumenico del Tigullio. L'Accademia Culturale di Rapallo però dall'inizio dell'anno accademico ha organizzato un vero e proprio corso monografico dedicato alle tematiche ecumeniche, e l'ultimo appuntamento di questo corso sarà domenica prossima alle 16 nella sede di Villa Queirolo. Sarà la conclusione di un percorso molto articolato. Nei nostri servizi ascolteremo proprio una presentazione di questo appuntamento. Quest'anno però si è voluto dare risalto anche ad un'altra iniziativa, ovvero la giornata per il dialogo cristiano-ebraico, che in realtà si celebra da diverso tempo e che precede la settimana ecumenica. Nella nostra diocesi l'appuntamento centrale sarà sabato sera alle 21 nei locali parrocchiali della parrocchia di Maria Madre della Chiesa Lavagna. Verrà proposta una lettura spettacolo del libro di Ester. Sentiamo. Trentesima giornata del dialogo cristiano-ebraico, quale appuntamento avete pensato per la nostra diocesi? Siccome per noi, pur essendo appunto la 30ª giornata, è un po' la prima volta che come diocesi valorizziamo questo dialogo cristiano-ebraico, abbiamo pensato un appuntamento che speriamo appunto faciliti, no, questo inizio, e cioè sarà uno spettacolo conferenza attraverso il quale ci verrà presentata la figura di Ester. Il libro di Ester è il tema scelto appunto quest'anno per il dialogo. È un libro importante sia per gli ebrei, perché è alla radice di una festa molto importante per loro, la festa del Purim, ed è un libro del Primo Testamento, quindi anche per noi è importante, ecco. Ed è una figura femminile. A interpretarla e a presentarla in modo artistico sarà Miriam Camerini,
è una giovane teologa, esperta di Bibbia e anche di teatro, che abbiamo recentemente conosciuto in un convegno di ecumenismo a Milano e che appunto ci porterà dentro un po' a questa figura e al libro di Estere. Quando e dove si terrà l'appuntamento? Si terrà sabato prossimo, 19 gennaio, la giornata di per sé è il 17, ma noi proponiamo appunto il sabato sera alle 21 nel salone della parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna. C'è poi un altro appuntamento in diocesi che riguarda invece la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio. In questo caso che cosa ci sarà? Sì, è interessante appunto che la giornata del dialogo cristiano-ebraico apre alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, a ricordarci come appunto il dialogo con gli ebrei è un po' alla radice, no, di ogni altro dialogo, e quindi come ogni anno, questa ormai è una tradizione che va avanti da tanto tempo, anche in diocesi proponiamo una serata di preghiera comune, condivisa tra evangelici, ortodossi e cattolici. Sarà venerdì 25 gennaio, sempre alle 21, questa volta a Chiavari, nella chiesa di San Giovanni Battista. Intanto quali sono state le tappe più importanti per il cammino cristiano ebraico? Direi che sicuramente il punto di svolta lo possiamo trovare nel Concilio Vaticano II con la dichiarazione Nostra Aetate al paragrafo 4, in cui appunto si apre veramente un nuovo modo di relazionarsi al mondo ebraico dopo secoli di inimicizia. Il dialogo prosegue, ma quali sono oggi i luoghi del dialogo? Il dialogo ebraico-cristiano dal Vaticano II in poi ha continuato il suo cammino tra momenti più felici, momenti meno felici, e comunque ci sono dei luoghi importanti che hanno conservato appunto l'entusiasmo iniziale. Uno di questi è il monastero di Camaldoli, dove ogni anno si tiene un colloquio ebraico-cristiano, naturalmente approfondendo un tema che può essere un tema biblico, può essere anche un tema di attualità. Ecco, in quel luogo per 5 giorni ebrei e cristiani si confrontano, vivendo anche insieme la quotidianità, insomma, della residenzialità, e quindi condividendo momenti di studio, momenti di approfondimento, ma anche momenti molto quotidiani come la convivialità del pasto, o comunque momenti di gioco, di festa. E questo è un luogo molto importante. Altri luoghi sono diciamo rappresentati dalla rete delle amicizie ebraico-cristiane, che in Italia in maniera particolare sono molto attive, a cominciare dall'amicizia ebraico-cristiana di Firenze, che è stata la prima costituita ancora prima del Vaticano II, quindi. E poi naturalmente altri luoghi di approfondimento biblico comune, di studio biblico comune, tra le altre cose anche nelle singole realtà anche più piccole di provincia, molto spesso ci sono delle iniziative molto vive su questo tema, diciamo. Perché il libro di Estere è così importante nella spiritualità e nella vita della comunità ebraica? Perché esprime, diciamo, tutta la complessità, i pericoli, i rischi, anche però le sfide che sono della vita degli ebrei nella diaspora, quindi la necessità di mantenere la propria identità di fronte ai pericoli dell'assimilazione, i rischi dell'antisemitismo che si riverberano dai tempi antichi, il rifiuto che è spesso alla base dell'antisemitismo, il rifiuto dell'identità ebraica come espressione di diversità, la ricerca di una fede e di un contatto con il divino, anche al di là di quelli che possono essere i momenti più difficili, in cui magari risulta
difficile riconoscere la presenza, l'intervento di Dio, invece questo testo ci dice che come anche i momenti più drammatici possono essere superati proprio attraverso l'esperienza di fede e attraverso però anche una iniziativa personale in cui la fede si affianca all'opera dell'uomo. Oggi si leggono tanti tentativi purtroppo di antisemitismo nella società di oggi. Quali preoccupazioni, insidie legge in tutto questo? Sì, il fatto che l'antisemitismo è il sintomo sempre di problemi, di malesseri anche gravi della società, che poi trovano queste forme di sfogo che possono essere violenze di vario tipo, che possono essere l'intolleranza, che possono essere il rifiuto del diverso. Quindi noi avvertiamo che queste nuove manifestazioni di antisemitismo hanno alla radice dei problemi che non trovano ancora una risposta adeguata, e quindi sollecitiamo l'attenzione della società su questi momenti di antisemitismo. Che non è poi solo un atteggiamento contro gli ebrei, ma in generale contro il diverso, contro tutte le persone. Sì, assolutamente, cioè l'antisemitismo si accompagna a forme di intolleranza, di rifiuto, di pregiudizio, ecco, perché come l'antisemitismo spesso è espressione di un pregiudizio, cioè anche non si conoscono gli ebrei e già venivano appunto in passato colpiti con atteggiamenti negativi, così questo si rinnova anche verso altre minoranze di cui non si conosce la vera espressione di identità, ma che vengono percepite come pericolose comunque. Una tavola rotonda: Ecumenismo, Europa e Cristianesimo. Che cosa verrà affrontato in particolare? Verrà affrontato come il cristianesimo ha influenzato l'Europa e come influencerà l'Europa. Se l'Europa è veramente cristiana o non è cristiana. E poi in realtà l'Europa, quando noi parliamo dell'Europa ormai unita, no? Siamo tutti europei, popoli, eccetera. Si tenta di fare l'Europa unita, si tenta di fare anche la Chiesa unita. Allora si tenta di dire che l'Europa è cristiana, non è più ortodossa, cattolica o protestante, ma tutti i cristiani ormai ci siamo riunificati nello stesso Cristo e abbiamo la stessa fede. Allora questi temi verranno affrontati. Che dialogo vogliamo, dove ci porta questo dialogo e quale sarà il suo effetto. L'effetto, tutti auspichiamo che tutti i cristiani siano uno, come il Padre è uno nel Figlio e il Figlio è uno nel Padre e nello Spirito Santo, così anche noi siamo uni nella verità. Quello di domenica, la tavola rotonda alle 16 a Villa Quirolo, chiude un corso che è iniziato proprio con l'attività dell'Accademia Culturale. Che bilancio si può fare di questa serie di incontri? Questo è il quinto corso. Il quinto corso che noi facciamo, cerchiamo un attimo di farci conoscere, cerchiamo un attimo di fare un dialogo. Un dialogo significa non parlare delle cose che ci uniscono soltanto, ma parlare anche delle cose che ci dividono nei nostri diversi aspetti. Ma se il problema, le cose che ci dividono sono così importanti da giustificare la divisione dei cristiani o non sono così importanti da giustificare la divisione dei cristiani, questo è proprio che cerchiamo di valutare e con l'aiuto anche della gente, perché noi portiamo delle prospettive, facciamo il dialogo, ma è la gente poi che viene a sentire, che partecipa attivamente a questi incontri, ci dice questi aspetti sono meno importanti o questi aspetti sono talmente importanti che sicuramente dovete trovare una soluzione. Ecco, quali sono oggi gli ostacoli maggiori in questo cammino dell'unità? Gli ostacoli maggiori in questo cammino dell'unità, prima di tutto, è il nostro egoismo. Quello che ha diviso molto il mondo cristiano è stata la politica.
È la politica che divide anche oggi, e lo dico con grande dispiacere, la Chiesa ortodossa, perché oggi, come ben sapete, forse non lo sapete, ma percuote la Chiesa ortodossa un grande schisma fra patriarcato di Costantinopoli e patriarcato di Mosca. E questo schisma purtroppo è un elemento dove l'ha portato la politica. Allora vedete che molte sono le motivazioni dei schismi. Già noi gli ortodossi che partecipiamo nel movimento ecumenico e vogliamo unirsi con gli altri, ci presentiamo adesso divisi. E questo veramente non è una bella testimonianza. Stanno per prendere il via gli appuntamenti organizzati dall'Azione Cattolica della nostra diocesi in occasione del Mese della Pace. Giovedì 24 gennaio alle 20:45 nel Salone della Parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna ci sarà un incontro con Stefano Pasta, docente di pedagogia all'Università Cattolica di Milano, autore del libro Razzismi 2.0, analisi socio-educativa dell'odio online. Si parlerà in particolare della sfida educativa e del rapporto con i social media. Domenica 27 gennaio a Chiavari, nei locali del Seminario Vescovile, ci sarà la giornata della pace per i bambini e per i ragazzi. Sabato 9 febbraio nella Basilica dei Fieschi si terrà un momento di preghiera per la pace. Nell'ambito delle iniziative del Mese della Pace, quest'anno Azione Cattolica in Diocesi promuove un incontro su un tema un po' particolare. Quale? Sì, il tema è la comunicazione nell'era delle reti digitali, quindi in qualche modo i nostri linguaggi, i nostri comportamenti sul web, ecco, come internet, i social network influiscano sulla nostra vita di relazioni, perché noi di fatto in rete comunichiamo, stabiliamo relazioni, ci informiamo, ecco, però ci sembrava importante interrogarci diciamo, sull'esercizio di una coscienza critica rispetto appunto agli strumenti offerti dall'universo digitale. E abbiamo pensato di proporre, e naturalmente la proposta è aperta a tutti, un incontro su questo tema che avrà come filo conduttore l'analisi dell'odio e del razzismo in rete. Verrà a proporci la sua riflessione un ricercatore della Cattolica di Milano, Stefano Pasta. Ma l'aspetto che vorrei evidenziare è che a partire da un'analisi molto documentata, anche molto originale, delle varie forme di razzismo e di odio che circolano purtroppo nel web, che spesso diventa appunto uno spazio di radicalizzazione, di scontro e non di confronto aperto e libero, ebbene, però a partire da questo poi il discorso si amplia e chiama in causa una educazione alla cittadinanza digitale. Quindi di fatto ci interrogheremo su come recuperare nella nostra vita, nel web, ma evidentemente anche nella vita reale, perché non c'è di fatto una scissione, recuperare una grammatica dell'ascolto, del dialogo, dell'incontro con l'altro. Quindi in questo senso ci sembra in qualche modo anche di vedere un collegamento con il tema che il Papa ha suggerito per l'anno della pace, cioè per la giornata della pace, il 1° gennaio, cioè il tema dell'incontro con l'altro, appunto. La pace si può costruire anche attraverso il web? Ma sicuramente, certo, cioè esercitarsi a vincere l'odio e le dinamiche di disprezzo verso l'altro e invece costruire una civiltà della convivenza attraverso l'inclusione, attraverso il rispetto delle differenze. Per cui il web può essere uno spazio fondamentale proprio per ricreare in qualche modo, ecco, una capacità di incontro verso con chi è diverso da noi, ecco. E quindi il web può essere in questo senso uno spazio di creatività, di libertà, di estrema opportunità, ecco. Chi è Stefano Pasta? Quali esperienze porterà in questo incontro? Sì, Stefano Pasta è un giovane ricercatore della Cattolica di Milano e collabora con un laboratorio permanente di ricerca sulla educazione ai media, all'informazione e alla tecnologia, che è stato creato in Cattolica a Milano da Pier Cesare Rivoltella, che è uno dei maggiori sociologi e pedagogisti italiani. Però mi piace sottolineare che Stefano Pasta, oltre a essere un
uno studioso, quindi a occuparsi sul piano accademico di questi argomenti, è anche impegnato attivamente sul fronte della difesa dei diritti civili delle minoranze, si occupa di politiche di accoglienza di migranti, per la comunità di Sant'Egidio di Milano segue i servizi nei confronti della comunità Rom, quindi in effetti lui ci porta proprio un'esperienza non solo di studio ma anche di vita, ecco, sul fronte del dialogo interculturale. L'incontro si svolgerà giovedì 24 gennaio a Maria Madre della Chiesa a Lavagna e sarà il primo di, diciamo così, una serie, un calendario di incontri che Azione Cattolica promuove proprio per approfondire il tema della pace o viverla anche nella concretezza. Certo, infatti posso anticipare gli altri due appuntamenti significativi. Il domenica 27 è il tradizionale appuntamento della giornata della pace in seminario rivolto ai ragazzi delle nostre parrocchie, che inizierà in mattinata e proporrà appunto una serie di momenti di confronto, di lavoro, ecco, su questo tema, a partire da spunti interessanti, ecco, e coinvolgenti per i ragazzi che sono stati studiati, diciamo, dai nostri responsabili del settore giovani e ragazzi. E poi, ecco, segnalo un altro appuntamento che mi sembra significativo, il 9 febbraio, presso la Basilica dei Fieschi in serata. È un momento di veglia di preghiera sul tema della pace, ecco, proprio un momento di sosta che ci concediamo per fare un po' silenzio e porci in ascolto delle parole del Papa e pregare insieme per appunto perché in un tempo, diciamo così, complesso e lacerato da tanti conflitti possa veramente, ecco, emergere una logica di pace. Noi sappiamo che nel suo messaggio per la giornata della pace di quest'anno il Papa parla di buona politica, ecco, sembra anche importante rendersi conto come in un tempo in cui prevalgono logiche di chiusura, di individualismo, di egoismo sociale, ecco, riflettere sulla pace significa anche riflettere su comportamenti concreti che ciascuno di noi poi può adottare nella nostra vita, ecco. Però ecco, il momento, tengo a sottolinearlo perché questo era proprio il carattere che abbiamo voluto dare, essenzialmente si pone come un momento di profondità, ecco, di silenzio e di ascolto. La comunità parrocchiale di San Martino a Portofino si appresta a celebrare la festa di San Sebastiano. Sabato pomeriggio ci sarà l'ultimo appuntamento del triduo di preparazione con la messa vespertina alle 16:30. Lo spunto di riflessione sarà il messaggio del Papa in occasione della 52esima giornata mondiale della pace. Domenica all'interno della cappella di San Sebastiano verrà celebrata la messa solenne alle 11:15 dal parroco Don Alessandro Giosso. Tutto il borgo, tutti i portofinesi saliranno in pellegrinaggio per festeggiare San Sebastiano, martire al quale il paese è molto legato. A seguire, sul sagrato della chiesetta, verrà offerto un momento di convivialità a tutti i presenti. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.